Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Segno i giorni scorrere sul calendario. va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati. E oggi parleremo della testa della Commissione europea e della Banca Centrale Europea con il professor Fabrizio Pezzani che ritorna con noi, lo ringrazio e lo saluto. Professore, buongiorno e grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Allora, professore emerito di economia alla Bocconi, tante altre cose che ciascuno può scoprire anche con una semplice ricerca via internet su Google, ha pubblicato diversi libri, li trovate elencati anche sulla pagina Facebook della nostra radio che annuncia questa conversazione. Siccome il tempo corre velocissimo ed è prezioso, io entro subito nel merito, professore, se tu sei d'accordo, del tuo ultimo articolo che ha a che fare con quello che dicevo prima. Due figure di vertice all'interno del panorama europeo, la Commissione europea, torna alla sua guida, è tornata Ursula von der Leyen, si va componendo, si è composta la Commissione, e Christine Lagarde che rimane dove era, cioè alla guida della Banca Centrale Europea. Il tuo giudizio, fin dal titolo dell'articolo, che invito poi tutti a leggere sul sito di ariannaeditrice.it, il tuo articolo inizia con una definizione lapidaria: due figure inadeguate alla guida di un'Europa che deve cambiare. E nell'articolo tu ricostruisci anche il percorso di queste due figure